il fischietto, il civilotto. Il civilotto si faceva in primavera con un getto abbastanza nuovo di gelso, di morar, un nuovo ramo dritto di morar, quindi di gelso, lo si tagliava di un 20 cm, 15-20 cm, e quando è giovane, fresco, in primavera, verso, che ne so, poteva essere aprile, maggio, con il coltellino, con il curtisut, e gli si faceva l'impronta di dove esce il suono, e con quello, battendo la corteccia piano piano con il coltellino, dopodiché, torcendola, la si staccava senza romperla, la si staccava dal fusto interno, il che permetteva di sfilarla, viene fuori tutta. A quel punto tu hai un tubicino di corteccia con l'impronta del fischietto. Tagli 2 pezzetti del ramo, da una parte lo metti intero, che fa da tappo sul davanti, dall'altra parte gli devi tagliare un pezzettino dove deve far lancia, per far lancia. E quello è il civilot, il fischietto autocostruito.